E questo diciamo è proprio un luogo simbolico di un'area malcontenta che appunto è ai confini del comune e spesso viene tralasciata dalle politiche portate avanti dal comune di Venezia. Immerso in un panorama naturale suggestivo quanto sorprendente, se si pensa che siamo a ridosso della fitta rete stradale di Marghera, delle sue imprese e dei suoi centri commerciali, Forte Tron è una delle tante ex strutture militari dell'entroterra veneziano. Il parco che lo circonda continua ad essere sporadicamente frequentato, ma la costruzione è in evidente stato di degrado. Un volantino abbandonato all'ingresso testimonia l'attività che oramai diversi anni fa animava quest'area. C'era una cooperativa che si occupava circa una decina d'anni fa che svolgeva sia attività, appunto un'attività didattica perché è un luogo naturalistico e svolgeva appunto attività didattica con le scuole circostanti. Cosa è successo? E poi praticamente per vari motivi non è più venuta e quindi il luogo si trova abbandonato. Il consigliere comunale Dem Giuseppe Saccà ha presentato un'interrogazione firmata da tutto il gruppo del Partito Democratico, da Verde Progressista, Movimento 5 Stelle, Venezia e Tua e Terra e Acqua 2020, nella quale si chiedono al comune modalità e tempi di intervento per il recupero del Forte Tron, parte integrante del campo trincerato veneziano. Noi chiediamo che venga fatto un progetto complessivo di riqualificazione e valorizzazione in maniera tale poi che con il tempo si possa accedere a finanziamenti europei, finanziamenti statali, per non parlare dei fondi per il recovery, anche se questa partita ormai è chiaro che è persa da parte dell'amministrazione. In un territorio esteso e complesso ma denso di potenzialità come quello del comune di Venezia, Forte Tron potrebbe e dovrebbe rappresentare, assieme ad altre strutture simili, un'opportunità di sviluppo per l'intera area. Forte Tron può essere il simbolo di questa nuova attenzione anche ai confini, si dice alle periferie, chiamiamole ai confini del comune di Venezia, per poi rigenerare anche aree più centrali.